Bentrovati! Oggi prepariamo il pane carasau al forno. È una valida alternativa alla classica lasagna al forno, anche perché è meno calorico. La lasagna, lo sappiamo, è una pasta all'uovo. Il pane carasau invece è fatto e preparato senza l'utilizzo di uova. Quindi avremo bisogno, oltre al pane carasau, dei normali ingredienti per una buona lasagna al forno, e cioè un buon ragù che ho già preparato, una bella besciamella. Chi segue questo canale troverà la ricetta anche della besciamella. A proposito, vi ricordo che trovate tutto scritto all'interno del sito fantasiaecucina.it. Trovate tutti i link nella info box anche verso i miei social. Non ho nominato durante la premessa le sottilette. Queste sono quelle classiche che filano. Ovviamente potete usare anche un altro tipo di formaggio filante, va benissimo, o anche la mozzarella. Con le sottilette è un po' più pratica la cosa, anche perché vi ricordo che la mozzarella comunque in cottura rilascia acqua. Il pane carasau ha una consistenza diversa dalla sfoglia di pasta, vedete che è più fine e più friabile. Se noi usiamo la mozzarella, con il rilascio dell'acqua diciamo che non viene proprio bene. Ecco perché andremo a usare le sottilette che non rilasciano acqua. Stesso discorso per il formaggio filante. Per prima cosa andiamo a mettere uno strato di besciamella sul fondo di una pirofila. Io uso questa qua, potete usarla anche in vetro, Pirex ovviamente, come volete. Notate che sta fumando, infatti l'ho preparata proprio da poco. Perfetto. Adesso ci aggiungiamo subito uno strato di pane carasau. Lo pressiamo leggermente, cerchiamo di dargli la forma giusta per stare all'interno della vaschetta. Prendiamo il ragù, guardate che bello denso, Questo è un ragù fatto innanzitutto con lo solito soffritto, sedano, carota e cipolla, e poi un bel tritto di carne che veramente fa risaltare i sapori di ogni piatto. Ok, io aggiungo la besciamella anche sopra il formaggio, così a chiazze. C'è chi non lo, anche sopra, scusate, il ragù, c'è chi non lo fa, a me piace farlo. A questo punto ci mettiamo sopra anche un paio di sottilette. Così. Così. E un'altra ci sta, quindi facciamo 3. Quanto deve cuocere questa bontà? Beh, non deve cuocere molto, Non deve cuocere molto perché, come ho detto prima, il pane carasau ha una consistenza leggermente diversa dalla pasta. Ora noi ci aggiungiamo un altro strato di pane carasau. Diciamo che 25 minuti potrebbero anche bastare al forno, ovviamente. Ok, perfetto. Andiamo di ragù. Come le lasagne al forno, anche il pane carasau al forno lo potete, una volta che è preparata così la vaschetta e prima di cuocerlo, lo potete anche congelare, così ve lo ritrovate pronto al momento. Magari avete una visita in attesa e vi ritrovate con una bella vaschetta di
pane carasau al forno già pronta, così aiutiamoci col cucchiaio. Ora un altro strato di pane carasau, così, perfetto, sentite come scrocchia proprio, bellissimo. Ancora ragù, cerchiamo sempre di distribuirlo uniformemente. Sia il ragù che la besciamella ve li potete preparare anche in anticipo. Ricordatevi che però la besciamella non fatela restare comunque in frigo più di un giorno, magari ve la preparate, che ne so, la mattina e la sera poi la usate, o il contrario. Direi che possiamo chiudere con un po' di besciamella ancora. Qua ho usato il cucchiaio sporco di ragù e come vedete ho macchiato la besciamella. Resta il fatto che non è una cosa poi tanto antipatica, perché comunque stiamo parlando di cibo. Ok, così chiudiamo con un altro strato di sottilette e via. Come vi dicevo, la potete anche congelare, la vaschetta o la pirofila, quello che avete usato, e si può congelare anche fino a 3 mesi. Di più no, ma non perché può essere che poi fa male, che no, è che magari perde un po' di gusto, il gusto si lascia andare, e sinceramente credo che una vaschetta di pane carasau al forno non duri più di tanto in congelatore, nel senso che stasera no, ma domani ce la facciamo. Perfetto. Potete concludere volendo spolverando anche con del pecorino sardo. A me non piace perché c'è un po' di contrasto tra il pecorino e le sottilette a livello di gusto proprio di formaggi, quindi va bene così, ma se volete, a piacere vostro, lo potete fare. Quindi vi ricordo, in forno per 25-30 minuti a 170 gradi, forno statico, ok? Benissimo, grazie per avermi seguito e alla prossima ricetta.